Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, voi come amministrazione comunale avevate recentemente emanato un'ordinanza per la limitazione delle aperture per quanto riguarda i locali che hanno delle slot machine all'interno. Poi cos'era successo? Allora, noi avevamo emesso un'ordinanza con la quale andavamo a limitare l'orario di utilizzo delle slot machine, delle macchinette, così vengono definite, e questo nostro provvedimento, questa ordinanza, è stata impugnata da una cordata di 5 bar gestiti da cinesi e proprio oggi abbiamo avuto il responso, l'esito da parte dell'autorità giudiziaria, il ricorso è stato respinto, quindi il Comune ha ragione nell'emanare questa ordinanza a limitare l'orario, e in più anche la parte soccombente, cioè coloro che hanno perso, devono anche sostenere le spese a favore del Comune e del Ministero dell'Interno. Quindi per me è una grande soddisfazione, è una soddisfazione per i miei cittadini, perché questo provvedimento nasce proprio dalla volontà di tutelare loro e la loro salute. Ecco, ricordiamo che cosa prevede l'ordinanza? Sì, è un'ordinanza che prevede la limitazione dell'uso delle slot machine, delle apparecchiature, e lo limita in determinati orari della giornata, quindi è possibile giocare dalle 8 di mattina alle 11 e dalle 6 del pomeriggio alle ore 18 fino alle ore 22, e questo tutti i giorni della settimana. Prima l'orario era indeterminato, quindi si poteva giocare sempre, noi abbiamo quindi posto dei limiti e, ripeto, questa ordinanza era stata impugnata, però il Comune a questo punto è riuscito a vincere questa causa e abbiamo vinto il ricorso.